Ospite degli studi di Babboleo News, il presidente del Comitato Regionale Ligure della Croce Rossa Italiana, Maurizio Biancaterra. Ben trovato, grazie per essere con noi. Grazie a voi. Parliamo dell'importante campagna informativa nazionale, portata avanti chiaramente anche in Liguria. Non sono un bersaglio. Biancaterra, intanto si parte da un problema. Troppo spesso in Italia gli operatori sanitari, i volontari del soccorso, sembrerebbe paradossale, ma in realtà non lo è, anzi è un paradosso sì, però in realtà nuda e cruda, sono vittime di continui attacchi. È così? Assolutamente. In questi ultimi, se noi consideriamo solo nel 2018, Sì. il personale sanitario, i soccorritori, tutto il personale che si occupa del soccorso in generale ha subito più di 3.000 aggressioni. Solo e soltanto in Italia. Quindi Dato pesante. assolutamente davvero. sì, è un problema importantissimo. Croce Rossa ha agganciato questa campagna Non sono un bersaglio, proprio per dare un grido di civiltà, affinché tutti possano in qualche modo denunciare questo intensificarsi delle aggressioni. Certo, dalla denuncia poi chiaramente scatta anche il processo di sensibilizzazione e si cerca di diminuire un dato, anzi va fatto assolutamente, perché ci raccontava di 3.000 aggressioni e ovviamente va ridotto senza dubbio. L'obiettivo del 2019 deve essere assolutamente questo. Poi lei mi raccontava, no, nel fuori onda un dato e un aspetto che giudico significativo in senso negativo. Avete assistito anche a episodi di accanimento sui mezzi delle volte. Sì, è sì, paradossale. il mezzo che presta soccorso è sempre stato considerato un mezzo neutrale, un mezzo fuori da ogni contesto e da ogni conflitto. E invece ultimamente abbiamo notato proprio questo intensificarsi delle aggressioni nei confronti dei mezzi di soccorso. Ed è un paradosso, cioè, ripeto, siamo sempre lì a sottolineare un qualcosa che ha dell'incredibile, però esiste, e dunque la campagna informativa vostra su tutto il territorio nazionale mira a ridurre questo tipo di fenomeni. Tra l'altro un work in progress, no? Nel senso, sarà un 2019 intenso sotto questo fronte, si svilupperà in varie iniziative, anche in Liguria ovviamente. Sì, inizieremo noi in Liguria il weekend del 16-17 prossimo 21, sì. Dove saremo presenti in alcune strutture più importanti della Liguria. Tra queste abbiamo la Fiumara di Genova e la Piazza Italia alla Spezia. Certo, sì. certo. Quindi sono i primi passi, no? I primi passi in Liguria, dove ci saranno assolutamente i nostri volontari qualificati e informati, che daranno notizie e informazioni a tutti coloro che vorranno riceverne. Assolutamente sì. Ricordo per chi ci ascolta che qui su Babboleo News siamo in compagnia di Maurizio Biancaterra, presidente del Comitato Regionale Ligure della Croce Rossa Italiana. La campagna nazionale portata avanti chiaramente anche nella nostra regione Non sono un bersaglio, per ridurre gli attacchi e le violenze, insomma, subite dagli operatori sanitari e volontari del soccorso. In questo senso il 2018 porta con sé dati negativi che vanno ridotti. Campagna che è anche l'occasione, Biancaterra, per il lancio di un osservatorio della Croce Rossa Italiana proprio sulle aggressioni subite dai suoi operatori. Ecco, quali sono gli obiettivi che vi prefiggete in questo senso? Sì, l'osservatorio nasce a livello nazionale da Croce Rossa Italiana proprio perché c'è la necessità di censire e di sapere effettivamente quante sono le aggressioni che sul territorio avvengono quotidianamente. Queste aggressioni, ripeto, a carico del personale sanitario che opera nelle strutture ospedaliere, a carico dei soccorritori o comunque a tutti coloro che prestano soccorso nelle strade. Questo osservatorio è già partito, è pronto, basta andare sul sito di Croce Rossa Italiana e trovare, ci sarà appunto un report, quindi un form da compilare per inserire quanto subito o quanto visto. Sostanzialmente quindi anche il singolo cittadino può fare la sua parte e contribuire a fare la propria parte, anzi deve farla. Sì, devono farla, perché purtroppo io prima ho dato il numero dei 3.000 casi denunciati, ma quanti sono in realtà i casi che non sono mai stati denunciati? Assolutamente. Voi avete incontrato la regione ovviamente, no? A livello ligure, che tipo di sinergia può partire o rafforzarsi, perché magari c'è già, anzi immaginiamo, un rapporto forte con le istituzioni? L'incontro con l'assessore Viale, che è il vicepresidente della regione Liguria, nonché l'assessore alla salute della
della Regione Liguria abbiamo trovato un'apertura, una collaborazione importantissima e grandissima, che ringrazio ancora adesso per la sua disponibilità e per aver colto immediatamente l'importanza della nostra campagna. L'assessore si è preso l'impegno di comunicare a tutte le aziende ospedaliere e pronti soccorso della regione che Croce Rossa porterà presso le loro strutture dei poster con delle indicazioni, con la pubblicità appunto della nostra campagna Non sono un bersaglio. Certo, ecco, anche per contribuire a far rete non solo attraverso la comunicazione, quella dei mezzi, insomma anche noi vogliamo fare la nostra parte come gruppo Babboleo in questo senso, ma chiaramente social e quant'altro, insomma quel che si va ad intrecciare anche con la modernità, che è sempre importante. Abbiamo raccontato, ovviamente facendo luce su un problema, però i tanti aspetti positivi dell'attività di Croce Rossa Italiana vanno sottolineati e ci saranno magari occasioni proprio per chiacchierarne qui nei nostri studi. A proposito, così chiudiamo questa nostra chiacchierata, perché parliamo di una realtà importante, l'impatto viene dato anche dai dati, ci citava quelli negativi legati alle aggressioni e alle violenze, di quanti volontari o comunque di persone che gravitano nell'orbita di Croce Rossa Italiana parliamo nel contesto ligure, anche per far capire chi ci ascolta. Sì, in Liguria la forza dei volontari della Croce Rossa Italiana è di circa 8.000 volontari. Quindi parliamo di un numero abbastanza importante. E andiamo oltre a quelli delle violenze, così ci fa piacere, non andiamo a doppiare e triplicare. Certo. Poi nell'orbita di Croce Rossa Italiana gravita un numero ancora superiore. Poi ci sono, se consideriamo tutte le altre associazioni che abbiamo nel territorio, più tutto il personale sanitario, come ho detto prima, che opera all'interno delle strutture ospedaliere, si parla di numeri veramente importanti. Andiamo oltre le decine di migliaia, insomma. Assolutamente, sì, certo. Grazie davvero e buon lavoro. Grazie a Radio Babboleo, grazie a voi per averci dato questa opportunità. Ricordate tutti, la campagna Non sono un bersaglio. Non sono un bersaglio, assolutamente. Sottolineiamo 3 volte in rosso. Presidente Comitato Regionale Ligure della Croce Rossa Italiana, ovviamente ospite dei nostri studi qui su Babboleo News. Matteo Rovere, Babboleo News. Cosa succede in Liguria? Claudio Baglioni, collezione 50.